questa manovra che c'è stata, questo algoritmo ha fatto trasferire gran parte dei insegnanti marchigiani proprio in Veneto, precisamente in provincia di Rovigo. Per cui ecco, monitorare un pochino questa situazione di questi insegnanti, vorrei precisare che parecchi insegnanti provengono dalle zone colpite dal sisma, dal recente sisma. Quindi oltre ai danni a livello materiale, affettivo, sono stati sradicati proprio in un momento così penoso per tutta la regione, un momento in cui gli anziani sono costretti magari a vivere sotto una tenda, a dormire in tenda, mentre i giovani sono stati sbattuti fuori dalla regione. Quindi ecco, creare un ponte anche con la Regione Veneto per monitorare questa situazione e cercare quantomeno di poter far rientrare quanti più insegnanti possibili nella nostra regione, che ha bisogno comunque, perché i posti per loro ci sono. Ancora una volta la cosiddetta buona scuola dimostra tutti i suoi limiti, ma l'insensibilità di trasferire degli insegnanti dalle zone colpite dal terremoto in luoghi lontani appunto dalla loro abitazione, dai loro cari, in questa situazione mi sembra veramente abnorme come scelta e come mancanza appunto di visione da parte del Ministero. Quindi mi auguro e spero che appunto, e faremo anche qualche iniziativa per rendere chiara ed evidente questa dissonanza, che il Ministero riavvicini verso casa le persone che appunto hanno avuto già uno shock intensissimo nelle ultime settimane, e anche il trasferimento lontano dai propri luoghi appunto d'abitazione è assolutamente una violenza che andava assolutamente evitata.